prima di iniziare proprio l'esposizione artistica volevo invitare qui il sindaco, perché così anche perché deve in qualche modo fare un annuncio di un'importante donazione, quindi do la parola al sindaco. Tanto grazie, stamattina è andato abbastanza bene, stasera vi devo fare un bel annuncio. La Fondazione Edison di Firenze regala 2 quadri. Non ho capito bene, uno di Mulas e l'altro? Tutti e 2 di Michele Mulas, per ora. Per ora. Grazie, per ora. L'anno prossimo ringraziamo. L'anno prossimo saremo senz'altro più bravi e quindi chiederemo di nuovo. Grazie a tutti. Allora, si sente sufficientemente dal fondo? Sì. Allora invito adesso a intervenire Damiano Rossi della stazione dell'arte di Ulassai, il Museo di Maria Lai, che ci racconterà l'esperienza e la nascita di questa stazione dell'arte e della donazione che Maria Lai ha fatto al museo. Intanto buonasera a tutti, sentite? Sì. Forse sì. Vabbè, il tono di voce è abbastanza alto, naturale, quindi già si sente bene, diciamo. Io intanto ringrazio l'Associazione Culturale Barissarte per averci reso partecipe di questo inizio, diciamo così, qui a Barissardo del discorso culturale. Siamo molto contenti del fatto che questa struttura sia stata poi dedicata a Edison con Mulas, che comunque hanno vissuto parte della loro vita qui in Ogliastra, quindi sarebbe bello appunto poter proseguire con questo tipo di iniziativa. Ci avete invitato per parlare un po' di come è stata l'esperienza Ulassai. Diciamo che la stazione dell'arte da noi è considerato un punto di arrivo del percorso avviato da Maria Lai in paese, no? Lei è stata invitata nel 78 già a pensare a un monumento ai caduti, quindi lei già da quel momento rifiuta un qualcosa che si pensava per i morti per invece pensare a un qualcosa per i vivi, quindi già dal 78 che poi si trasforma questa performance in Legarsi alla montagna, dove vengono tagliati 27 km di stoffe, praticamente la gente diventa protagonista del proprio territorio. 2 anni difficili perché era più facile andare tutti contro, ogni scusa era buona per non collaborare, ecco. Invece lei è riuscita in qualche modo a sensibilizzare, quindi dal 1981 al 2004, l'anno che fa la donazione, Ulassai si è già trasformato in un vero e proprio museo a cielo aperto. Lei ha invitato negli anni Costantino Nivola, Strazza, Veronesi, hanno completato il lavatoio comunale e così via. Quindi piano piano Ulassai già nel 2004, quando lei con l'amministrazione decidono di pensare a questa cosa, era già un vero e proprio museo. L'attività della stazione dell'arte è stata un crescendo, perché dal 2006, anno in cui appunto è stata inaugurata, ha avuto, diciamo così, la possibilità non solo di valorizzare Maria Lai, c'è tutta la collezione che vanta più di 150 opere, ma anche altri artisti sia legati all'attività di Maria Lai e non. E quindi il museo è diventato una parte fondamentale della comunità. Periodicamente si fanno esposizioni, il museo è sempre aperto tutti i giorni dell'anno, ci lavorano 6 persone all'interno. La cosa più importante poi è stata che l'anno scorso, in collaborazione con il MAN e con il Museo di Cagliari, si è privilegiato tantissimo proprio il museo diffuso. Quindi in qualche modo il ruolo della stazione dell'arte è di aver dato opportunità appunto alla gente di essere sempre costantemente protagonista. Tutte le opere dell'artista fanno riferimento alla dimensione del villaggio, il pane prima della terracotta, la tela prima della pittura, la dimensione della donna prima della dimensione maschile e così via. Quindi la stazione dell'arte è diventata un elemento che si è inserito
diciamo così, molto bene e che sta arricchendo piano piano diciamo così, il discorso anche turistico, perché oggi ci sono anche, adesso faccio un esempio molto semplice, anche piccole attività che hanno nome di opere dell'artista, bed and breakfast, o per esempio le chiodate, le scalate che adesso sono molto in voga, hanno i nomi delle opere di Maria Lai. Ecco, quindi la stazione ha avuto, diciamo, questo ruolo significativo nel percorso culturale. Come avete qualche magari domanda, non so, perché più di questo, grosso modo. Vorrei sapere da un punto di vista economico la vostra gestione. La gestione dal punto di vista economico, nei primi anni il Comune ha investito molto, perché allora Maria Lai fa la donazione, però il Paese può diciamo così, valorizzare le opere dell'artista, perché 2 anni prima ha realizzato un parco eolico molto grande in Paese, che dà ancora oggi tantissimi proventi alla comunità. Si tratta quasi di 1,5 milioni di euro l'anno, quindi il Comune ha subito pensato di stanziare parte di questi finanziamenti all'attività culturale, quindi legata a Maria Lai e non solo. Negli ultimi tempi, data l'importanza delle opere, di tutto il percorso dell'artista, è entrata anche la Regione come parte fondamentale, quindi il Comune adesso stanzia molto meno. Siamo intorno alle 150.000 euro annue, ecco. Gli spazi ancora non sono adeguati a garantire un percorso completo della fruizione dell'arte, anche perché si ha difficoltà a fare laboratori, avere spazi ludici per i bambini e così via. È in progetto, è in fase di restauro un'altra struttura all'interno del paese, del museo a cielo aperto, che è quella di Casa Cannas, che dovrebbe servire come diciamo così, parte collaterale, ma che comunque serve a valorizzare il percorso dell'artista. Quindi 150 opere in realtà non riusciamo nemmeno a esporle tutte in un'unica occasione. Abbiamo bisogno di farle girare più, di smantellare e di rimontare mostre secondo delle tematiche e così via. Quindi è anche, se vogliamo, una cosa buona, perché comunque la gente è sempre invitata a ritornare in paese e avere sempre davanti novità sul percorso di Maria Lai. Ancora di quelle 150 opere, quasi una cinquantina non sono ancora state mai esposte all'interno della stazione dell'arte. Senti, ecco, scusa, sì. Mi interessava anche sapere se avete intenzione di aprire a un confronto, perché Maria Lai, dico, è grande, lo sappiamo, forse dico, sarebbe anche interessante, non so se lo prevedete, di ospitare artisti o giovanissimi o altrettanto famosi per attrarre più persone, perché il confronto è interessante. Sì, no? sì, quello intanto dipende proprio dall'idea che poi ha la direzione e così via, quindi negli anni sono cambiate varie direzioni, c'è le direzioni del museo, e quindi c'è chi prediliva più Maria Lai, chi l'aspetto legato agli artisti emergenti e così via, perché già si è fatto più volte di esporre opere di altri artisti. Negli ultimi tempi si è concentrati maggiormente sull'aspetto di Maria Lai, proprio perché si aspettava che si completasse questa parte, appunto, che era più distaccata, come quella di Casa Cannas. Si tratta di, queste sono ancora informazioni che non riesco a dare bene, perché probabilmente verrà proprio completata quest'anno, e quindi lì sarà proprio un circuito che dovrebbe completare quello che Maria Lai aveva in mente già dall'inizio, perché prima doveva nascere Casa Cannas e poi nascere la stazione dell'arte. Invece, con il discorso appunto dei fondi, che era più facile inserirli nella stazione ferroviaria, si è preferito lavorare in quel modo. Grazie. Okay. Grazie a tutti. Allora, adesso abbiamo l'intervento di Luciano Boi, matematico, filosofo, epistemologo. Luciano Boi è originario di Barisardo, è nato a Barisardo, anche se da oltre 25 anni vive soprattutto a Parigi, ma anche in Germania e in altri paesi. Torna spesso in questi luoghi dove vive parte anche della sua famiglia, e parlerà di un argomento a me molto caro, e cioè del rapporto tra scienza e arte,
Ci parlerà di arte come scienza e scienza come arte, due forme di conoscenza profondamente legate. Quindi do la parola a Luciano Boi. Sentiranno, ma non capisco perché mi hanno lasciato solo qui. È un po' difficile stare qui. Sì, no, perché altrimenti mi sembra di essere nei panni dell'accademico, del prete o del ministro. Vorrei semplicemente fare una chiacchierata, che è quello che è più... Allora, dopo gli interventi intensi, profondi e penetranti di Marta e di Antonio Medis, è un po' difficile intervenire sull'opera di Jorge e di Michele. E quindi io mi cimenterò su con un aspetto che spesso è un po', diciamo, non dico tralasciato, ma almeno studiato, dell'opera di questi due artisti, che è il rapporto tra arte e scienza. Già Marta e Antonio hanno sottolineato l'interesse autentico in particolare di Jorge per la scienza, per molti ambiti della scienza, dalla matematica alla fisica, anche alla biologia, fino all'ecologia. E io vorrei, diciamo, concentrarmi sulle relazioni tra cultura scientifica e cultura umanistica, in particolare tra matematica e arte, cercando di mettere in evidenza alcuni aspetti di questo rapporto che hanno contribuito a dare una forza anche esplicativa, teorica e concreta all'opera di Eyerson e di Michele Mulas. Vorrei addirittura mostrare che in qualche modo alcune intuizioni di Jorge hanno anticipato sviluppi scientifici per alcuni aspetti. In ogni caso le sue intuizioni si sono sviluppate in parallelamente ad alcuni sviluppi scientifici, in particolare in fisica e in matematica. È difficile, è importante perché il nodo di cui si è parlato anche stamattina è un oggetto affascinante, è uno degli oggetti che si studia intensamente oggi in matematica, in particolare in topologia, ma anche in fisica, nelle teorie dei campi quantistici, in altre teorie della fisica, e in biologia, perché quando si vuole conoscere il comportamento del DNA si ha bisogno di conoscere la topologia dei nodi, visto che il DNA si avvolge, si annoda nel cromosoma qualcosa come 10.000 volte nella nostra cellula. Quindi, cioè, il problema della teoria dei nodi è un problema centrale e Jorge era veramente affascinato da questo oggetto qui. Quindi il mio compito qui, mi limiterò a mettere in evidenza alcuni aspetti di questo oggetto, cercando di far dialogare scienza e arte, cultura scientifica e cultura umanistica. È un po' la sfida attuale anche della ricerca in generale, cioè come riaprire, rilanciare, sviluppare un dialogo tra queste due culture dopo la scissione avvenuta, diciamo, alla fine dell'Ottocento tra quella che i tedeschi chiamavano Geist und Wissenschaft e Naturwissenschaft, cioè tra scienze dello spirito e scienze della natura. La sfida di oggi, anche direi da un punto di vista politico, da un punto di vista ecologico, da un punto di vista culturale, è come far comunicare, far dialogare di nuovo scienza e arte, scienza e letteratura, fisica e letteratura, eccetera. Abbiamo evidentemente degli esempi anche nel panorama italiano di grande valore che hanno sviluppato questo rapporto. Pensate a Calvino, che ha molti dei suoi lavori sono veramente come dire, sono imperniati su questo dialogo. Cosmicomiche, Palomara e tanti altri lavori di Calvino cerca di sviluppare. Ma
nel caso di Eyerson c'è qualcosa di ancora forse più penetrante e profondo, perché quello che fa Eyerson è cercare di capire come un oggetto apparentemente semplice, come un nodo matematicamente si definisce come una curva chiusa che noi immergiamo nello spazio tridimensionale, una curva chiusa, cioè un cerchio, no? Per quelli che qui sanno matematica, cioè quasi tutti, e lo immergiamo nello spazio tridimensionale, cioè in questo spazio qui per esempio, e lo attorcigliamo applicando delle torsioni e delle tensioni eccetera, e otteniamo un nodo, cioè una curva annodata. La cosa straordinaria è che questa curva annodata, pur essendo un oggetto semplice, è un oggetto che presenta una complessità scientifica, fisica, matematica, biologica estremamente interessante. E ci si è resi conto che sia il mondo naturale sia il mondo biologico vivono grazie alla formazione dei nodi. Quindi l'intuizione di Eyerson non è solo un'intuizione culturale, cioè perché evidentemente i precolombiani usavano già i nodi, un tipo di linguaggio non verbale legato a quella che si chiama un'aritmetica naturale, ma che aveva anche un significato cosmico, un significato sociale, un significato culturale e simbolico molto profondo. Ma procediamo con ordine per evitare iniziamo dal termine intreccio. Non si può costruire un nodo senza intrecciare una curva. Tutti intrecciano, dal contadino al calzolaio al panettiere. Infatti io il poco che so di topologia e matematica lo devo anche ai calzolai, ai panettieri, ai contadini, grosso modo, perché loro sono i primi protagonisti di questo gesto primordiale, di questo gesto che annuncia una trasformazione virtuale nello spazio che dà origine a oggetti di estremo interesse. Il termine intreccio, una precisazione terminologica, è oggi all'origine di un nuovo e vasto campo di teorie, idee e metodi che sono sviluppati negli ultimi 30 anni, che chiamiamo oggi scienze della complessità. Più che una scienza nel senso disciplinare del termine, cioè come la matematica, la fisica, la letteratura, eccetera, si tratta piuttosto di un campo di sapere, cioè si tratta di una forma nuova di praticare la conoscenza e di un modo diverso di percepire la realtà. La sfida del lavoro, a mio avviso, di Jorge Eyerson e di Michele Munoz è quello di aver proposto un nuovo modo di percepire la realtà. In realtà si tratta anche di un nuovo atteggiamento mentale, in cui prima di guardare ai fatti con l'unico intento di fissarli, una specie di descrizione empirica, come fa il fisico per esempio, o in un modello formale, come fa il matematico, cioè in una teoria fatta di assiomi, di proposizioni e di teoremi, cerchiamo di capire ogni fenomeno e il suo spettro di apparenze al fine come un processo, come un evento. Cioè il nodo non è un fatto, è un processo, un evento. È un evento che annuncia altri eventi, al fine di restaurare quello che possiamo chiamare il campo dinamico di trame tra le cose e gli esseri viventi. Antonio ha fatto riferimento a questo rapporto tra le cose e gli esseri viventi stamattina, parlando di una visione, diciamo così, che io amo chiamare ecodinamica della natura e del mondo vivente, e anche Marta ha fatto riferimento a questo punto qui. Quindi badate bene, questo nuovo campo del sapere, in realtà i greci lo chiamavano plectica, dal greco appunto plectos, che significa ritorto, intrecciato. Già la cultura greca aveva capito che ritorcere un oggetto, intrecciarlo, è un atto virtuale che genera una nuova realtà, nuovi oggetti, nuovi comportamenti, nuovi valori della realtà e del mondo. Quindi si intende con questo non tanto una scienza che studia gli intrecci e i nodi come oggetti astratti o empirici, quanto un metodo e una pratica di conoscenza
che cercano di comprendere il mondo in cui oggetti e cose si intrecciano tra di loro e le ragioni per cui l'intreccio e il nodo tra due o più fenomeni è un evento atto ad attivare nuovi processi e a generare proprietà e qualità nuove della realtà. Questa era la vera sfida, credo, in fondo, consciamente o inconsciamente, anche del lavoro di Jorge e di in parte anche di Michele. Quindi salto tutte le cose tecniche, non è qui il caso di parlare di aspetti tecnici. Allora, io penso che innanzitutto la scienza, ritorniamo a questo dialogo, a questo rapporto vitale tra scienza e arte. La mia impressione è che la scienza, come l'arte e la poesia, è allo stesso tempo una ricerca continua della creazione di nuove forme astratte e concrete, simboliche ed estetiche, ed è anche una specie di, diciamo così, lo dico con una terminologia un po' provocatoria, una specie di lotta continua contro l'ovvietà e la stupidità. Cioè quando noi diciamo questo è ovvio, la scienza si ribella e dice no, questo non è ovvio, quello che a noi ci appare ovvio, per lo scienziato, l'artista, può essere invece del tutto non ovvio. Cioè è un mondo che cela, che rivela degli aspetti che non sono del tutto, che non sono affatto né ovvi né evidenti né facili da capire. In altre parole, per la scienza e per l'arte nulla è accettato come vero se prima non è compreso. Nel senso più profondo del termine, cioè non solo razionalmente, non solo dal punto di vista logico, come farebbe un logico matematico, ma attraverso un processo intuitivo, sensibile potrei dire, che coglie le trasformazioni invisibili e interne agli oggetti e alle cose e i loro processi di generazione. Il nodo è un processo di generazione, è una trasformazione invisibile del mondo. E il compito, diciamo, del matematico e dell'artista è quello di mettere in evidenza, di rendere visibile l'invisibile, per utilizzare un'espressione di Paul Klee, cioè come un nodo rende visibile, permette di rendere visibile qualcosa di invisibile. Il mondo è così concepito sia dall'artista che dallo scienziato come un orizzonte aperto a una moltitudine di prospettive o come uno spazio di possibili che potrebbero attualizzarsi entro un'esperienza concreta e temporale vissuta. In realtà, per sentire la topologia, la poesia e l'arte dentro di sé e per praticarle bisogna sentirsi liberi da ogni dogma e rinunciare a qualsiasi autorità o anche verità assoluta, cioè non spiegata, non giustificata, non capita, non argomentata. Se la genialità e la creatività possono rivelarsi forze trainanti nel favorire il lavoro di approfondimento della conoscenza, la fede in un'unica teoria scientifica vera tende piuttosto ad affievolire la propensione al dubbio e il gusto dell'analisi critica. Quindi non c'è, diciamo così, verità assoluta nella scienza e nell'arte. Tutto può essere rimesso in discussione, tutto può essere rimesso in qualche modo, può essere disfatto, rifatto e concepito e percepito diversamente. Cosa hanno in comune l'arte e la scienza? Beh, innanzitutto hanno in comune il fatto che anche le cose meno probabili o più inverosimili possono apparire possibili agli occhi di un matematico, di un artista, di un poeta. Anche le cose meno probabili, più inverosimili, possono apparire possibili. Il mondo dell'artista e del matematico non è tanto il mondo dei fatti, della realtà, è il mondo di quello che esiste, ma è anche il mondo del possibile, cioè come noi possiamo rendere possibile qualcosa che non lo è. E il nodo è anche questo, cioè come rendere possibile un intreccio, un oggetto intrecciato, annodato, a partire da qualcosa che non lo è in partenza. Gli intrecci e i nodi che legano gli oggetti e le cose fra loro non appartengono mai all'evidenza e alla trasparenza, ma esistono nella trama invisibile di una realtà
stratificata e polisemica, plurale, in perenne cambiamento. Spesso questa trama invisibile prende la forma o si condensa in un nodo. Il nodo è il condensato di una trama invisibile del mondo, della realtà. È una forma che condensa questa trama di relazioni. Cioè si condensa in un oggetto che crea uno spazio dove un insieme di eventi si dispiega e dove comincia la storia di nuove e inaspettate possibilità. L'aspetto forse più straordinario è che il nodo è al contempo un oggetto fondamentale del mondo fisico e biologico e un evento culturale tra i più significativi delle diverse civiltà che si sono succedute negli ultimi millenni. Le sue diverse origini antropologiche e i suoi molteplici significati simbolici ci appaiono un'importante chiave di lettura per capire certi processi di evoluzione e di trasformazione dei sistemi di rappresentazione simbolica e cosmologica che hanno ispirato l'organizzazione sociale di civiltà in epoche e situazioni geografiche anche molto diverse e lontane tra di loro. Pensiamo alle culture precolombiane, ma pensiamo anche ad altre culture dell'Oriente dove esistevano anche i nodi, e pensiamo anche al Giappone, pensiamo anche a certe culture arabe dove esistevano anche forme di intreccio e forme di nodi. Il nodo, diciamo così, è un ponte gettato tra i due mondi, un intreccio tra natura e cultura, tra arte e scienza. Vi propongo questa definizione del nodo, che è molto vicina al lavoro di Jorge Eyerson e di Michele Muras. Il nodo come un dialogo vivo, concreto, operativo, effettivo, come un intreccio reale e sostanziale tra natura e cultura, tra arte e scienza, tra corpo e spirito, tra visione profana e visione spirituale del mondo. Quanto appena detto per me ha un duplice significato. Da un lato il nodo può servire da modello teorico o letterario o artistico per capire la trama delle cose. Dall'altro si può anche partire dalla sua osservazione in quanto oggetto reale, che svolge una certa azione spaziale e dinamica temporale per poi costruire delle possibili rappresentazioni simboliche che consentono di ascrivergli o attribuirgli nuove proprietà non direttamente osservabili. È questo che si fa in fisica, nella teoria dei campi quantistici. Io davanti al nodo mi sono sempre sentito, prima di me sicuramente moltissimi altri, nelle conversazioni avute con Jorge, mi è sembrato di capire che Jorge si sentiva come un esploratore errante davanti a un nodo, letteralmente attratto dalle innumerevoli variazioni del loro aspetto e della straordinaria diversità dei loro movimenti possibili. O anche come qualcuno che sperimenta nello spazio senza dimensioni della tela, dell'artista, dove quest'ultima, la tela, è un oggetto che genera piccole e fitte ondulazioni, lievi e salienti pieghe, deboli e forti torsioni. Guardate, io purtroppo avevo fatto una scelta di immagini non sapendo che in realtà in questa sala mancano due strumenti essenziali per un lampista e un matematico: la lavagna e uno schermo per proiettare l'immagine. La prossima volta, la prossima edizione ci procureremo questi due oggetti. O anche come qualcuno che sperimenta nello spazio senza dimensioni della Terra, dove quest'ultimo è un oggetto appunto che genera questi movimenti, e questi movimenti sono proprietà fisicamente e semanticamente coestensive. Intesa in questo modo, la tela dell'artista rivela straordinarie possibilità nascoste di intrecciare e annodare in svariati modi corde, tessuti, motivi e colori per creare quella che chiamerei un caleidoscopio di forme, dai movimenti sorprendenti e implodenti, per esempio incurvamenti, contorsioni, attorcigliamenti, avvitamenti, dai colori vivaci, intensi e teneri,
dai suoni vibranti che avviluppano il tempo in dimensioni immaginarie, perché il tempo non è più lo stesso quando lo si esplora attraverso un nodo, non è più il tempo lineare, per esempio, non è più il tempo cronologico lineare dell'orologio, è un tempo che si avviluppa, si attorciglia, seguendo delle traiettorie che non sono quelle lineari, ma anche la nostra memoria non è un tempo lineare, anche la nostra percezione del mondo non è un tempo lineare. Quindi il nodo è anche legato a una percezione del tempo, una percezione del mondo. E i immaginari allo stesso tempo lo dilatano in un ritmo composto di varie armoniche, diciamo così. Oltre a un'arte e a una poesia dei nodi, che in diverse civiltà hanno prodotto una varietà straordinaria di forme estetiche e sensibili, si può dire che esista una musica dei nodi atta a generare altri tipi di forme, ritmi, variazioni acustiche e percezioni sonore. Intrecci e nodi non sono semplicemente oggetti, ma sono anche gesti. Sono gesti portatori di significato e di trasformazione. Sono operazioni e soprattutto eventi che consentono di collegare figure, superfici, forze e anche popoli, culture, gioie, sofferenze, corpi e destini. Cos'altro sono in fondo i diversi popoli e le differenti culture se non varietà di forme, colori e suoni intrecciati fra di loro? I nodi e gli intrecci sono un dono della creazione umana e dell'inventività della natura. Il nodo ci appare così il frutto dell'inveramento di queste due qualità nella sensibilità dell'artista Orgel, portata alla sua massima espressione. Nel nodo si riflette da un lato la presenza dello spazio, sottolineo presenza, che non è lo spazio amorfo, omogeneo, dello spazio tridimensionale, è uno spazio vissuto, è uno spazio lavorato, trasformato e capito. Si riflette la presenza dello spazio che agisce ben al di là dei limiti dello spazio fisico ed anche geometrico per liberarne e dispiegarne dimensioni e percezioni inedite. Così che lo spazio, alla luce del nodo, emana un'altra presenza delle cose e degli esseri, suscitando comportamenti insoliti fatti per stupire, per smarrire, per meravigliare l'essere umano. Come se, attraverso lo spazio su cui proietta la sua forma e la sua forza, il nodo contribuisse a rianimare gli oggetti e conferisse un'altra esistenza alle cose. Siffatta situazione produce l'effetto di ridurre le distanze fisiche e soggettive tra gli oggetti e di annullare le scale temporali con le quali solitamente li percepiamo nella discontinuità del loro apparenza. Il nodo è legato anche a una forma di nuovo umanesimo, che chiamerei un nuovo umanista scienziato. Tutti conoscono qui il Rinascimento, l'umanesimo, conosciamo i suoi limiti. Per me uno dei limiti del Rinascimento è stato quello di che poi è stato uno dei suoi presupposti teorici, di quel movimento di pensiero, che è stato quello di attribuire una specie di centralità assoluta all'uomo e particolarmente all'homo economicus rispetto a tutto il resto, o anche la sua presunta superiorità divina sulla natura e sugli esseri viventi. Possiamo controllare e manipolare la natura ad infinitum. Ma non si può negare che l'esigenza da cui l'umanesimo è sorto e poi si è sviluppato, ossia l'eguale importanza e dignità di ogni forma di conoscenza, in modo speciale della conoscenza scientifica e di quella umanistica, sia ancora e più che mai valida alla luce anche del lavoro di questi due grandi artisti. Il semplice fatto di riconoscere e di mettere concretamente in opera l'idea che l'arte è una forma altrettanto autentica e profonda di scoperta e di invenzione. L'arte è una forma di scoperta e di invenzione. L'artista non è colui che disegna solamente o pittura sulla terra. L'artista inventa, scopre, dà un nuovo senso al mondo, costruisce una nuova immagine del mondo.
Il fatto di ammettere questo valore profondo dell'arte, cioè che è una forma altrettanto autentica e profonda di scoperta di invenzione e che la scienza non può prescindere dalla creatività artistica. I più grandi scienziati, da Poincaré a Einstein, da Heisenberg a Waddington, erano tutti dei grandi artisti allo stesso tempo. Grandi scienziati e grandi artisti, si sono nutriti d'arte, hanno prodotto dell'arte in certi casi e hanno costruito la loro visione scientifica del mondo a partire da una visione anche artistica. Quindi la scienza non può prescindere dalla creatività artistica. Se noi ammettiamo questo fatto e lavoriamo in questa direzione, secondo questa ottica, in questa prospettiva, ebbene per me questo rappresenterebbe, ed era questa la sfida proposta a mio avviso da Jorge e da Michele in parte, rappresenterebbe una rivoluzione delle nostre attitudini culturali, dei nostri modi di percepire il mondo attorno a noi, infinitamente più importante di qualsiasi rivoluzione politico-religiosa o quant'altro, anche economica. Senza questo non c'è cambiamento reale, effettivo delle nostre mentalità, nella nostra cultura, nel nostro modo di vedere il mondo. E credo che anche la società intera, ogni singolo individuo, così come le diverse comunità di cittadini, ne trarrebbero un beneficio spirituale e quella che chiamerei un giovamento qualitativo di civiltà. Il cambiamento non può oggi venire che dalla conoscenza scientifica, artistica e filosofica. Sono centrali per il cambiamento, a condizione che esse riconoscano i loro limiti e ridiventino il linguaggio del dubbio e del libero pensiero. Contrariamente a un'opinione diffusa, l'arte, la matematica, la letteratura, la filosofia dicono quello che spesso la politica e la storia nascondono, dimenticano o mutilano. In particolare, tanto la matematica quanto l'arte offrono una pluralità di punti di vista del reale che noi possiamo continuamente mettere in dubbio e modificare. Tu dici quanto io non sto, Sì, ho perso la penso nozione. che 5-10 minuti, Sì. 5 minuti. Credo sia arrivata anche la signora. Ah, è arrivata la... Credo. Bene, scusatemi, devo saltare delle cose che non... Sì, allora, ancora alcune riflessioni. Diciamo che nella sensibilità espressiva di nostri artisti, gli intrecci e i nodi appaiono il frutto, come dicevo poco fa, di due qualità che si trovano associate, intimamente legate: l'immaginazione artistica e la scoperta scientifica. Un elemento fondamentale del nodo è quella a cui faceva riferimento Marta parlando di tensione, io la chiamo torsione, la quale rappresenta ben più di un dettaglio se si pensa che non potrebbero esistere nodi senza la torsione. Cioè, per avere un nodo bisogna prima incurvare, poi torcere e poi annodare. Annodare, se noi abbiamo una curva, bisogna passare la curva sotto e sopra e creare un nodo senza, in matematica si dice, senza autointersezioni, senza singolarità topologiche. Questo è annodare, quindi la torsione è un elemento fondamentale e ci sono dei bellissimi lavori di torsioni realizzati da Jorge con colori estremamente vivi e interessanti. Consideriamo qualche aspetto della torsione. Immaginiamo di entrare in un orto botanico e quando si entra in un orto botanico si rimane meravigliati dalla grande varietà di forme vegetali che presentano uno o più avvolgimenti e si intuisce che ognuna di loro ha potuto realizzarsi grazie all'azione effettiva della torsione che suscita una dinamica di forze e pertanto favorisce l'apparire di morfologie più o meno complesse. Ciò significa che tra la torsione e le forze fisiche, si stabilisce una sorta di codeterminazione, come si dice. Naturalmente la stessa torsione è provocata da diversi fattori che possono agire
sia distintamente sia congiuntamente. Ad esempio, un segnale emesso da più cellule a fine di comunicare con altre cellule, la reazione di uno o più ormoni a vincoli dello sviluppo a determinate condizioni ambientali, luce, energia. La torsione è radicata nelle forme di vita, da quelle organiche a quelle create dalla mente, e partecipa della loro attuazione. Ma è anche radicata nelle forme artistiche e architettoniche. Tra queste ultime vorrei ricordare che i modelli di torsione applicati alle colonne nelle basiliche di stile gotico, per esempio, quando si osservano e si studiano le basiliche di stile gotico, ma non solo, la torsione riveste un significato architettonico estremamente pregnante, un significato architettonico, artistico e geometrico di grande interesse. I modi attraverso i quali la torsione e i nodi si concretizza sono molteplici, così come sono diversificate le sue manifestazioni e i suoi significati sul piano fenomenico ed estetico. Vorrei ricordare anche che il movimento e l'azione della torsione appare in molti casi il modo più simmetrico ed economico che la natura ha trovato per organizzarsi spontaneamente e dare libero corso alle sue trasformazioni. La torsione e il nodo, anche e soprattutto nel lavoro di Jorge Eyerson, evoca le idee di flessibilità e di fluidità, esse di natura dinamica e non statica, potenziale, perciò aperta su altre possibilità, e incompiuta, cioè non appiattita sulla sola dimensione del presente. Vabbè, si potrebbero dire tante cose sulla nozione di nodo e di torsione. Io vorrei semplicemente cercare di chiudere queste riflessioni dicendo che facciamo due brevi riflessioni sullo spazio. Lo spazio che l'artista propone, in questo caso Eyerson, che si propone di esplorare, non possiede le proprietà geometriche e fisiche usuali, quelle che in genere abbiamo integrato nella nostra percezione al nostro modo di vedere il mondo. In particolare questi spazi non sono né lisci, né regolari, né omogenei, come lo sono gli spazi euclidei o anche certi altri spazi. E infatti possono essere curvi, irregolari e disomogenei, nonché in certi casi, pensate agli spazi fratali, rugosi, torsi, annodati, oppure anche piegati e ripiegati su se stessi, sfogliatati e stratificati. Quindi esiste una grande varietà di spazi, tutti possono essere generati dall'azione, dalla trasformazione dei nodi e delle torsioni. Non esiste un unico spazio, come non esiste un unico tempo. Il nodo permette di percepire nuovi tipi di spazi, nuovi tipi di temporalità che sono del tutto insoliti nella nostra percezione usuale e quotidiana. Bene, diciamo che per riepilogare il significato, uno dei significati del lavoro, come dire, foriero di nuove scoperte, di nuove idee di Jorge Eyerson e di Michele Ulas, è stato appunto quello di aprire nuovi sentieri e di darci alcune indicazioni estremamente feconde, importanti, su come percepire diversamente lo spazio, su come unire anche la natura e la riflessione spirituale, su come far dialogare la scienza e la letteratura e l'arte, e questo mi sembra una delle sfide attuali più affascinanti, anche più difficili e complesse, con le quali ci confrontiamo ancora oggi. Grazie. Io solo per chiudere il tuo discorso mi veniva in mente nella medicina
esiste tutto il campo delle malattie da misfolding, cioè da mancato intreccio, che sono adesso le malattie neurodegenerative, e derivano proprio esattamente da un mancato buon intreccio delle molecole, era solamente ripiegamento, quindi questo era solo per chiudere il discorso, mi sembra molto interessante. Adesso passiamo al vivo. Sappiamo che è arrivata Emanuela Manca, ma vogliamo fare prima presentiamo le opere degli artisti, e quindi invito qui Gianni Caverni, fotografo, artista, giornalista, docente, che illustrerà le opere esposte e poi ci accompagnerà a visitare le opere che sono qui, e probabilmente proseguiremo per anche andare a vedere le due esposizioni che sono nella casa di Zia Delfina, dove abbiamo l'apertura dell'esposizione delle artiste Elisabetta Falpi e Monica Lugas, e nella casa Corgiolu, dove ci sarà, potremo visitare l'installazione dell'artista Maria Grazia Oppo. Quindi ti do la parola. Vai. Allora, no, io sono rimasto felicemente impressionato dall'intervento precedente, perché veramente, insomma, allora stavo pensando come cioè tutti noi si capisce che cos'è un nodo, per esempio se si ha l'auricolare del telefonino, no? È la cosa più annodata del mondo. Allora, e come diceva il professore, unisce due mondi, nel caso specifico unisce il mio cellulare con i miei orecchi, peraltro piuttosto scarsi come funzionalità. E siccome però il nodo ha questa capacità, secondo me bellissima e forse poco considerata, che accorcia, in realtà per esempio quando ho fretta me ne accorgo perché mi tocca sta gobbo per sentire la musica o la telefonata con il telefono che ho in tasca, perché se no non si stacca. Riduce le distanze. Esatto, infatti l'avevo. Allora c'è un artista che fa un lavoro apparentemente minimale e non è qui, e che un mio amico che mi ostino a costringere a portare alle mostre d'arte contemporanea mi guarda con aria, come dire, ma insomma qui. Allora questo signore fa nodi, giusto appunto, prende uno spago lungo quanto tutto questo tavolo, o meglio ne prende due, uno lo lascia così e uno lo annoda talmente tanto che viene una palletta così. Lo spago è lo stesso, ma è la dimostrazione fisica del cambiamento profondo che annodare comporta. Ma annodare vuol dire mettere in relazione, o sbaglio? E quindi stringere, e quindi unire. Ecco, io credo che questa cosa sia sul piano simbolico la cosa principale, no? di un nodo. Non a caso sciogliere un nodo è un'operazione complicata, tanto da entrare nei modi di dire, e invece una soluzione un po' così, diciamo pure, mi perdonerete, un po' alla Salvini, è prendere il nodo e tagliarlo, così non ci si pone il problema di capire come funziona. E infatti, allora, a parte la bellezza dei nomi, anche dei nodi, io avevo una barchetta una volta e avevo imparato a fare un nodo che ovviamente ho dimenticato, ma che aveva un nome bellissimo, perché è la gassa d'amante. Cosa sia la gassa non ha importanza, ma l'amante lo sappiamo bene che cos'è, quindi insomma è già interessante. Ora il discorso del nodo
ce l'abbiamo in qualche modo, ce l'ho dietro le spalle. Nel senso che Giovanna Rasario è l'autrice di questi 6 quadri, dove l'intreccio tra segni chiari e segni scuri produce questo effetto rarefatto, per cui il tema della luce, che è l'elemento fondamentale sia in pittura ma soprattutto in fotografia, e io sono fotografo, diventa il momento esatto di intreccio tra un chiaro ed uno scuro, con varie forze o dell'uno o dell'altro. Anche la scrittura è un nodo, o meglio, un succedersi di nodi, e come tale dà dei significati evidenti per quello che c'è scritto, ma in questo caso proprio di questi 3 quadri, questa scrittura, che per antonomasia è rappresentata dai segni neri di questi 3 quadri, anche se io ho la penna rossa, ma insomma di solito scrivere si scrive in nero o in blu. E questa scrittura non si capisce, nel senso che è chiaramente un segno, forse antico, forse addirittura primordiale, però non si capisce. E come diceva il professore, tutto sommato in arte e non solo, ciò che non si capisce, l'attenzione verso ciò che non si capisce, produce conoscenza e progresso, perché si cerca di capirlo e ognuno ci mette del suo. Ora io, siccome non ho più nessuna dignità da molti anni, vi dico che in uno di questi 3, per un primo colpo d'occhio, avevo letto la parola Viagra. Chiaramente è il problema mio, non c'è scritto, però insomma allora qui la luce è protagonista e rappresentata. Ora io non vorrei scomodare personaggi come dire, di un peso notevole, ma a me un po' Turner me lo fanno venire in mente queste tele, e credo che Giovanna Rasario mi piglierà forse per un idiota, ma tanto mi pigliava anche prima per un idiota, e ne sarà piuttosto contenta. Quindi si parlava di nodi, anche la sovrapposizione è un nodo, no? Quindi ritornare sopra, che è tipico del lavoro del pittore, è quindi un nodo, e quindi suggerisco di leggerlo a questa maniera. Io procederò così, cioè procedo per sale, poi le vedremo insieme, e procedo anche per i luoghi esterni che andremo a vedere successivamente. Quindi l'artista che viene successivamente è David Presciuttini, che lavora in tutt'altra maniera, perché lui il colore, diciamo così, lo evoca con i chiari e con gli scuri, ma usa soltanto il colore nero, che poi si fa presto a dire usa soltanto il colore nero. Non a caso la gamma dei grigi possibili tra un bianco e un nero è ovviamente infinita, come infiniti sono i punti che stanno in un segmento, e quindi si ricollega. Allora, il mondo che propone David è un mondo che è curiosamente, come dire, lavora sul parossismo, sul partire ma negarsi. Cioè lui chiaramente ha una nascita emotiva, artisticamente sto dicendo, di carattere espressionista. Quindi il gesto, quindi il contrasto. Ma
sceglie di esprimerlo con la pratica dell'incisione, che è la negazione assoluta di qualsiasi immediatezza di lavoro, perché è una tecnica molto meditata, molto lavorata, che va per gradi. L'incisione, soprattutto se, come nel caso di questa, è fatta con tecniche diverse sulla stessa lastra, vuol dire usare una tecnica, vedere come viene, pulirla, rilavorarci sopra con un'altra tecnica. Quindi è un lavoro lento. Io quello dell'incisore lo definisco un lavoro da persona psicologicamente autosufficiente, capace di stare dei mesi solo con se stesso e con la propria lastra. Un lavoro che a me non riuscirebbe minimamente, per quanto per motivi di studio l'abbia dovuto fare, ma che ho abbandonato appena ho finito gli studi all'Accademia di Belle Arti. E se il nero è il buio, e lo è, certamente c'è anche una lettura di carattere, diciamo così, gotico, ma con questa caratteristica dell'essere ragionato, dell'essere, come dire, digerito. Poi c'è il terzo artista, quello che io amo di più e che si chiama Gianni Cavelli, è quello che è nella sala laggiù e che presenta 5 fotografie che sono però in realtà la presentazione di un progetto. Mi fu chiesto per questa occasione di elaborare un progetto per Barisardo, o Barisardo, insomma dopo me lo spiegherò. E sono venuto e aiutato da Eleonora ho fotografato diversi scorci del paese. Ho pensato che fosse opportuno o potesse essere interessante far diventare questa città la città della fotografia e quindi di disseminare il paese di pannelli di fotografie di grandi fotografi o comunque di promettenti giovani fotografi. Per far questo avevo solo a disposizione le mie, di nuovo, di fotografie, ma insomma sono un promettente giovane fotografo, come ben si vede dai colori del mio pelo, e quindi mi sono messo. La differenza stilistica che ho voluto sottolineare è che le foto del paese sono in bianco e nero, le fotografie invece che ho immaginato di piazzare come pannelli sono colorate. Questo per metterlo in evidenza in maniera più importante. Avevo una scelta, scegliere le parti migliori di Barisardo o scegliere Barisardo per quello che è. Ho scelto quest'ultima ipotesi, fotografando anche i palazzi così frequentemente non finiti che ci sono in paese, immaginando di mettere proprio sopra quelli invece le fotografie. C'è 2 possibilità per portare avanti questo progetto: o chiedere a grandi fotografi internazionali che, mossi a compassione, magari ce lo fanno anche, di regalarci uno scatto e poi noi, intendo dire il comune, lo facciamo, lo stampiamo su questi pannelli. Ma forse ce n'è un'altra più interessante, che è quello invece di fare un bando verso giovani fotografi perché ci diano una loro visione, che può essere o di Barisardo o della Sardegna più in generale, o anche no, quello che vogliono, quello che soprattutto dovrebbe volere il comune che decidesse di fare questo bando, e quindi venissero ogni anno prodotte su pannello
queste fotografie che risultano vincenti. Non nego che questa cosa ha un costo, è innegabile che ha un costo. La stampa del pannello grande, il suo ancoraggio al muro ha un costo. Però a me sembra che in una situazione dove la fotografia è relegata o a Facebook o agli album di famiglia o a Flickr, per chi frequenta un po' il mondo della fotografia, sarebbe invece un modo molto importante per far venire da un lato l'aspetto che io ho definito nella scheda ruvido del paese, nel senso cioè le parti non finite e compagnia, ma dall'altro anche questo bisogno di nobilitarlo scegliendo la cultura e l'immagine. Ma basta parlare di questo stupido artista. Di sopra c'è un certo Aroldo Marinai che ha fatto un lavoro bellissimo, veramente, io gli voglio bene, ma insomma poi anche se non glielo volessi cambierei idea, perché è un lavoro bellissimo e l'ha intitolato Fare famiglia, e siccome è un uomo la cui dote principale è il cinismo, questo fare famiglia non è povero di contrasti, evidentemente, perché è un po' di tempo che sul tema della famiglia si stanno creando nuove unioni e nuove separazioni, sempre parlando di nodi, no? Allora, il primo si chiama Sacro Vincolo, però sono belli sottotitoli, e è Ci sarà da ridere e da piangere. Quindi il Sacro Vincolo. Il secondo è Nacchere, e c'è una lei che insegue un lui, poi dopo le vedrete e le capite subito quali sono. Ma lui, insomma, gli fa piacere essere inseguito a tutti. E il sottotitolo è però, con il cinismo suo, Vincerà lei. Siccome noi siamo lui, dico io, lui, ma lo sappiamo che vinceva lei. Poi ci sono due buoni amici che hanno un diverbio e si cazzottano, come tutti i buoni amici. Il titolo è Beccati questo e questo. Lui ha avuto l'accortezza di mettere i titoli su in sardo, ma qui sono in italiano. Però è bellino e forse ancora più cinico il sottotitolo, che è Faranno pace. Cioè quanto poi durerà questa pace non si sa, però insomma la faranno. Una madre o è un padre, ci chiede l'autore, figuriamoci se si sa noi, se l'ha fatto lui, mostra con orgoglio la sua figliolanza. Titolo Parentela, sottotitolo La progenie continuerà. Un personaggio, è l'ultimo, è come un serpente che si morde la coda. Geloso della sua autonomia, sta da solo e non ammette intrusioni. È Orobororo, non lo so io. Un bel futuro. Ecco. E dice, il sottotitolo dice basta a se stesso. È molto interessante come conclusione, no? Non a caso, oppure per caso, chi se ne frega in fondo, è l'ultimo della serie e quindi si morde la coda o è la coda che viene morsa dalla testa, insomma tutto continuerà, riprenderà, come ci auguriamo tutti, perché le opere di Aroldo Marinai fanno senz'altro bene al cuore. Lorenzo Pezzatini credo che sia fuori a fare per terra il suo lavoro, che è un lavoro di
di partecipazione con alcuni elementi del paese, in questo caso sono dei ragazzi, che lui costringe, non con la forza, a lavorare per lui in un'opera che lui ha definito ballo filotondo, cioè una sorta di richiamo al ballo tondo così famoso e tipicamente sardo, collegato al filo, che è il lavoro su cui Pezzatini lavora dagli anni 70. Il filo sarebbe una sorta di filo spinato che vedrete e che è composto solo dai 3 colori primari da cui ne derivano tutti gli altri, cioè il blu, il rosso e il giallo. È una specie di filo spinato, appena lo vedete lo riconoscete. Andrea Colombu, ho saltato perché ho fatto i pezzatini che è fuori, ma insomma non importa. Insieme al marinai c'è questo Andrea Colombu che è estremamente divertente e fantasioso. Viene definito un artista visionario, sarà per limite mio, ma l'artista visionario o il visionario spesso lo collego con una sofferenza di colui che è visionario. Magari non è così, direi che non è così per Andrea, che a parer mio si diverte abbastanza a creare questi primi piani di personaggi caratterizzati da prodotti commestibili, quindi spesso verdure, quindi una sorta di via di mezzo tra l'Arcimboldo ma anche gli oggetti impossibili di Escher, e qui trovo bella questa definizione, e lo stile narrativo di William Burroughs. Mi sembra, sentite come l'ho pronunciato. Hanno l'immediatezza del cinema e la persuasività del marketing. Io la trovo una definizione perfetta e coraggiosa in questa sede, cioè riconoscere al marketing una qualche dignità. Si parlava di nodi, ovviamente nella sala sopra a quella dove c'è le mie fotografie c'è Andrea Orani che lavora fa un lavoro astratto che si basa sull'intreccio di tessuti o tessuti non tessuti, nel caso di quelle sul lavoro sull'aiuta cucita, quindi in qualche modo evidentemente ricorda un po' a tutti sia Jorge, sia Lalai, sia Burri, ma questo ricordo non è negato, anzi è espresso, messo in piazza, perché lo definisce un passaggio perché è Bellino ancora alla ricerca frenetica di un linguaggio che sia propriamente suo. Beh, è interessante, vedremo dove lo porta. Federico Cacciapaglia è quello che troviamo dopo Pezzatini, che sarà lì, che troviamo appena usciamo di qua, e è quel murale laggiù, quello a fondo bianco, e parte da un presupposto di stima nei confronti dei sardi, della loro determinazione, della loro forza e forse anche della loro rocciosità. E avrà una frase che ancora non vedete, ma che io vi svelo e lui si arrabbierà forse, è
sardi, due punti, i primi su Marte. Cioè, se mai arriverà un uomo, l'uomo su Marte sarà sardo. E il murale prevede nuraghe che volano, che partono come razzi, e d'altronde sardi con la coppoletta seduti su una panchina oppure inseriti in scafandri di astronauti. È simpatico, il ragazzo giovane, molto simpatico, che forse non ha piacere che lo dica, ma si definisce debosciato. E secondo me, insomma, abbastanza interessante questa definizione di sé medesimo. Viene dal fumetto, ma lo si vede, e credo che al fumetto tornerà tranquillamente. Ecco. Elisabetta Falqui, che è sarda, è una delle due artiste sarde che mettono insieme i loro lavori un po' più lontano da qui, cioè a casa di Livio. E sono lavori di, come dire, viene fuori un lavoro a quattro mani, ma non è nato come lavoro a quattro mani. E il tema che li accomuna è la donna. La donna, che chiaramente è comunque un tema assolutamente importante, ma che nasce abbastanza, viene sintetizzato abbastanza bene nei due titoli che formano poi un unico titolo, che è Mi amo e mi nutro. Mi amo in realtà sarebbe il lavoro di Elisabetta Falqui e mi nutro sarebbe il lavoro di Monica Lugas. Le donne che rappresentano sono molto diverse anche fra loro. Quella di Elisabetta Falqui sono molto spesso donne da consumare, quindi tacchi di 12, 14, 16, chi lo sa, e con questa evidente incompletezza nonostante la raffinatezza dell'insieme. Le donne che propone Monica Lugas sono lunadighe, cioè sarebbero bestie sterili, così vengono chiamati, mi ha detto, chiamate, e sono quindi rappresentate con dei seni bianchi direi di ceramica invetriata, ingabbiati nel senso proprio vero del termine, cioè dentro delle gabbie da uccellini. E dimostrano questa presenza coatta e questa sterilità in qualche modo che le costringe a un ruolo comunque differente. Maria Grazia Oppo presenta un'installazione che ha già presentato nel 2004, che in un posto che non voglio leggervi perché lo leggo male. Allora, nel Museo Civico Archeologico Genna Maria di Valle Nova Forru. Come si dice? Villanova Forru. Ecco, avevo letto anche male, Villa. Dunque, il tema è quello dell'acqua. Acqua, un motivo fondamentale del funzionamento della natura,
che qui però viene rappresentata nella sua artificialità, quindi attraverso la fusione, si può dire l'annodamento, tra il contenitore dell'acqua minerale. Quindi queste bottiglie sono contorte, sono fuse tra loro, non possono più contenere altro che la loro e la nostra disperazione, e va bene così, cioè voglio dire, è il contrasto tra l'elemento basico e la sua elaborazione e anche corruzione. Direi di fare il giro. Prima di alzarsi, scusate, abbiamo con noi Emanuela Manca, rappresentanza del Museo Manna di Nuoro, che inviterei qui per fare Scusate, allora magari sarò breve. Intanto vi porto i saluti del direttore del MAN, Lorenzo Giusti, che non è potuto essere qua. Poi vorrei parlarvi semplicemente di qual è la visione sul contemporaneo del museo, molto brevemente. Noi intendiamo il museo come un ponte tra la Sardegna. Ah sì? Sì, forse perché così sentono anche. Mi sentite? Sì, ora sì. sì. Perfetto. Noi intendiamo il museo come un ponte tra la Sardegna e il resto del mondo, un ponte che può essere attraversato ovviamente in due vie, ovvero la Sardegna che va oltre il mare e il contrario. In che modo? Noi cerchiamo di far sì che gli artisti sardi possano essere conosciuti e possano manifestarsi anche al di là del territorio isolano, appoggiando e portando avanti alcuni progetti. L'esempio più recente è il progetto di Cristian Chironi, La mia casa e Le Corbusier. È un progetto che si sviluppa come una sorta di performance dilatata nel tempo, una serie di residenze nelle case costruite dalle Corbusier. Questo progetto vuole essere sia un racconto architettonico, ma anche poi un po' una riflessione sui temi attuali come la difficoltà di possedere una casa, per esempio. Ed è un lavoro che noi sosteniamo e di cui produrremo il catalogo. Al momento Christian è a Parigi, nella casa atelier di Le Corbusier, è stato a Bologna, al padiglione Esprit Nouveau, ma è un progetto interessante anche perché il nucleo fondativo ha poi origini nel nostro territorio ed è legato a un aneddoto anche simpatico e curioso. Christian è di Orani, così come Costantino Nivola. Costantino Nivola era molto amico di Le Corbusier e un giorno tornò ad Orani con un progetto di Le Corbusier che volle realizzare. Costantino Nivola però dovette andare via molto in fretta, per cui affidò la costruzione a dei parenti che non capirono assolutamente la portata rivoluzionaria del progetto, anzi definirono quel progetto un tugurio buio e senza finestre, per cui trasformarono radicalmente quel progetto tanto da renderlo assolutamente irriconoscibile. Quando Nivola tornò a casa si riprese il progetto, penso fosse anche un po' arrabbiato in realtà, di questo progetto non si è saputo più nulla. E quindi Christian prende spunto da questo racconto, cioè da questo evento effettivamente accaduto, per portare avanti questo progetto di cui appunto il MAN si fa, come dire, sostenitore. Questo è solo uno dei tanti modi in cui il MAN cerca di portare gli artisti sardi al di là del mare. Noi ci occupiamo principalmente delle nuove generazioni, quindi di artisti giovani. Dicevo che c'è... Posso andare avanti altri 5 minuti? Sì. Dicevo che è un ponte che si attraversa in due direzioni opposte.
questa è quella che appunto porta dalla Sardegna al mondo, e poi cerchiamo anche di portare il mondo sul nostro territorio, perché comunque è fondamentale per un museo cercare di nutrire il territorio su cui insiste, il territorio a cui appartiene. Per cui cerchiamo di portare mostre per far vedere, ovviamente adesso i limiti geografici non sono più dei limiti, poi comunque le distanze si accorciano con la tecnologia, però vedere con i propri occhi una mostra è ovviamente una cosa ben diversa. Per cui cerchiamo di portare i linguaggi più aggiornati, italiani e europei, al museo per cercare appunto di far sì che questo territorio cresca culturalmente anche con l'influenza che può venire da fuori. Capita poi a volte che alcuni artisti vengano nel nostro territorio e in qualche misura facciano un'operazione di rilettura e di interpretazione. Così è stato ad esempio per Fulton e Hofner in Canto di strada. Loro sono due artisti passeggiatori, camminatori, a volte si definiscono passeggiatori, e hanno trascorso 12 giorni in due percorsi individuali, quindi in solitudine, nel Supramonte, riportando poi in mostra le loro impressioni di viaggio attraverso fotografie, installazioni, wallpaper e disegni. Anche il nome Canto di strada si rifà un po' alle tradizioni nomadi, ma vuole essere un riferimento alla transumanza e anche al canto a tenore, tant'è che originariamente Fulton pensava all'idea di chiamare appunto la mostra Canto a tenore e ha voluto utilizzare anche la nostra lingua, per cui in alcuni wallpaper le traduzioni sono in sardo. Qua c'è stata ovviamente una polemica, perché in Sardegna c'è una polemica su quale sia il sardo, per cui diciamo che l'attenzione si è focalizzata anche su questo. Un'ultima cosa velocissima, il MAN è un museo che è emanazione di un'amministrazione provinciale, per cui è evidente che è un museo che deve guardare anche verso se stesso, verso il proprio territorio. Un progetto che portiamo avanti da quest'anno, un progetto triennale che appunto va su questa linea, è la costante resistenziale. La costante resistenziale è un progetto che nell'arco di 3 anni vuol fare un quadro complessivo degli ultimi 60 anni di storia dell'arte contemporanea in Sardegna, quindi dal 1957 al 2017. La costante resistenziale è un concetto caro a Liliu. Lui diceva che i sardi, nonostante la dominazione perenne, hanno in qualche misura resistito alle influenze esterne. Noi in realtà abbiamo voluto in qualche misura ribaltare questo concetto, nel senso che già nella prima mostra, che si è conclusa a luglio, che ho curato io, abbiamo voluto mettere in mostra quegli artisti che in realtà non hanno resistito alle influenze esterne, ma le hanno recepite, trasformate, facendole proprie, rendendo comunque sempre evidente qual era l'ambito di riferimento. Il 1957 è la data di partenza perché è una data fondamentale per l'arte contemporanea in Sardegna, perché è l'anno in cui Mauro Manca vince la Biennale a Nuoro con l'opera L'ombra del mare sulla collina. Ci fu tantissima polemica, le cronache lo riportano, però vinse L'ombra del mare sulla collina, quindi in qualche misura è la prima accettazione istituzionale del valore dell'arte contemporanea. E qui conclude, vi invito a vedere la mostra attualmente al museo, Vivien Mayer e Thomas Hirschhorn. Grazie. Grazie a tutti, adesso vi invito a vedere le opere insieme a Gianni e noi ci rivediamo comunque domani mattina alle 10 qui a Piazza della Repubblica.